Salvatore, Cesena, sappiamo è la tua pista, tu sei napoletano ma ormai sei romagnolo d'adozione, sei qua dal 99 se non sbaglio, quindi in questa prima parte ti chiedo brevemente di ripercorrere il tuo percorso e cosa ti ha spinto a fermarti proprio qui a Cesena. Il motivo principale li vedi alle mie spalle, la Michela e il bambino, diciamo così, insomma, tra virgolette. Niente, ero venuto su a fare la riunione l'anno precedente, dopo ho conosciuto la Michela e ho approfittato di fare tutte e due le cose insieme, sia il lavoro che la vita sentimentale. Tra l'altro tu hai iniziato a lavorare a Napoli, ma chi ti ha trasmesso questa passione? Ma la vera e propria passione secondo me è innata alla fine, perché comunque da parte della mia famiglia, sì, i miei zii erano artieri ippici, però da parte proprio di mio padre, anzi mio padre proprio in assoluto non è mai entrato all'ippodromo se non per vedere le mie gare da allievo, ecco, oppure da darmi una mano al mattino così, ma molto superficialmente, niente di particolare. E la mia passione, sì, ti ripeto, è innata, forse perché abitavo proprio attaccato all'ippodromo, forse perché i miei zii da piccolo mi portavano sempre con loro. Poi questo è un lavoro che se non hai passione non lo fai, quindi secondo me è una cosa che hai proprio dentro. Altre esperienze che hai fatto? Hai girato un po'? Sì, abbastanza, non un po', abbastanza. Sono stato anche all'estero, sono stato in Francia. E la mia prima esperienza vera e propria, dopo essere stato allievo, ho lavorato con Maisto 3 anni come seconda guida e ho avuto una bellissima esperienza, mi ha insegnato molto, ecco, mi è servita molto per il futuro. E in Francia è stata una bellissima esperienza. Forse se lo dovessi fare adesso con l'esperienza che ho fatto in passato, come tutte le cose, quando si torna indietro la farei molto meglio. È stato bellissimo uguale, ci abbiamo provato, poi ho dovuto comunque fare una scelta perché alla fine famiglia di qua e lavoro di là non era compatibile la cosa. E alla fine insieme a Michele abbiamo deciso di tornare a casa e ricominciare dal di qua. Tu sei sia driver che allenatore, ma com'è il tuo approccio al lavoro e se ti chiedo di descriverti che professionista sei? Allora, a me piace molto allenare, prepararlo, ecco, sia i puledri dall'inizio della doma a portarli al debutto e sia i cavalli anziani starci, insomma, cercare di trovare sempre il meglio possibile. Ma mi piace molto anche guidare, quindi mi piace proprio la sfida, l'agonismo. Delle due, diciamo, allenare, però io li metto sullo stesso piano, mi piacciono tutte e due le cose. Se dovessi scegliere non farei una parete. Adesso forse andando avanti un po' con l'età manderei avanti i giovani, perché comunque è giusto che siano i giovani a portare avanti questo lavoro e quindi mi dedicherei di più a essere allenatore, però fino ad oggi mi piace anche guidare. Ma il tuo approccio alla competizione e anche al lavoro com'è? No, il lavoro, ecco, è gestito così, nel senso di al mattino allenare i cavalli, prepararli per le corse, prepararli insomma per il futuro. Poi a livello di guidatore la corsa la vivi al momento, ecco, non è che la studi prima. Certo, guardi gli avversari, guardi come si può mettere lo svolgimento, poi secondo me la scelta principale la fai in pista allo stacco della macchina. Io ti chiedo, questo magari è un mondo anche molto di gioie e di dolori, i momenti difficili tu come li affronti? Io siccome disegno zodiacale sono leone, i momenti difficili io tiro fuori il meglio di me stesso, sì, non mi arrendo quasi mai, diciamo mai, va, che forse è meglio, perché ho un carattere molto forte. E di momenti brutti ne ho avuti, perché comunque ho avuto un problema al cuore, quindi ho avuto sempre la forza, sempre con l'appoggio delle persone che mi vogliono bene, di tirarmi su, ecco. Però la mia forza maggiore è ripartire sempre con lo stesso stimolo, mai avvilirmi e mai stare giù più di tanto. Ecco, in chiusura ti chiedo, tu hai tantissimi, insomma, hai diversi cavalli, vediamo qui, ma so che più di tutti ci tieni a parlare di Osiris-de-Ron, cavallo che conosciamo, quindi appunto in questa intervista ti chiedo di parlare di lui e di dirci brevemente qual è stata la sua storia. Beh, Osiris-de-Ron sì, ormai è il pupillo di casa, arrivato un po' ormai alla veneranda età di 12 anni, l'ho comprato alle aste a Milano. L'abbiamo domato, l'abbiamo avuto sempre noi, sempre, l'abbiamo portato in giro anche in Francia quando abbiamo fatto l'esperienza in Francia e ci ha dato moltissimo nel suo piccolo, non a livello di Gran Premio, però nel suo piccolo comunque anche con la Michela ha fatto tante vittorie. È un cavallo bravissimo, sempre ha dato il massimo quando era in forma, insomma poi quando faceva qualche prestazione opaca c'era sempre il motivo alle spalle, non era mai per motivi caratteriali o perché non aveva voglia, no, assolutamente. Ecco, adesso forse
siamo arrivati in retta d'arrivo e stiamo cercando di sistemarlo perché ha avuto un problema comunque a una gamba e non si merita essere portato avanti per le corse perché non ce la fa, e quindi stiamo provando di sistemarlo, da darlo a qualcuno che gli voglia bene per il futuro, e lui rimarrà sempre nel cuore.